Introduciamo Don Pietro Cancelli e Santino Lisa, e qua vi spiegherò il motivo della presenza di questi due grandi amici. Prego Don Pietro. Vogliamo sentire la voce di Don Pietro, cantiamo, la vogliono sentire la voce. Buonasera a Don Pietro, buonasera a Sant'Elisa, accoppiata da Rosario Pantò, e chiamo ora mia cugina Valentina perché loro mi hanno detto: ma noi che c'entriamo con la rassegna di Ceramenti, noi facciamo stornellate in giro. Però loro con le loro stornellate portano allegria dove vanno, in tutte le piazze, in tutte le sagre, dove c'è Pietro Cancelli e Santino Lisa c'è veramente l'allegria. Mia cugina Carmelina era... Valentina diceva poesia. Voglio dare un premio alla memoria di Carmelina Ruggeri, proprio da voi, perché amava Pellegrino e Valentina. Buonasera a tutti. Non sono brava a parlare in pubblico, non sono solita a farlo, ma Giuseppe ha insistito fortemente perché io stasera leggessi una poesia che ho scritto per mia cugina Carmelina. Lei era un uragano, una forza della natura, penso che quasi tutti la conoscevate. Sempre presa dai 1000 impegni, non faceva altro che correre dalla mattina alla sera e starle al passo era veramente difficile, però si concedeva durante la giornata tante brevi pause sigaretta che quando era a casa soleva fumare guardando dalla finestra il panorama bellissimo che si vede dalle nostre case, perché noi eravamo dirimpettaie. E spesso ci incontravamo in balcone e lì coglievamo l'occasione per farci un saluto veloce, augurarci il buongiorno, scambiare giusto 4 parole, perché lei poi doveva subito scappare e fare 1000 cose. Quando invece aveva un po' più tempo ci concedevamo dei pomeriggi insieme a casa sua, rigorosamente davanti a una tisana al finocchietto che lei amava bere, che ci preparava la zia, o davanti a un goccino di caffè, che poi in realtà equivaleva a litri di caffè, perché lei quella tazzina la riempiva in tante e tante volte. E sono questi momenti che io ho cercato di mettere in versi, in questa poesia in lingua dialettale, che adesso spero di riuscire a leggere fino alla fine senza commuovermi. La poesia si intitola Te vedo ancora. Nesciu fora, mi pare che ti vedo ancora, infacciata da finestra, ca sigaretta a bucca e un cellulare in mani, a parlare in to stesso tempo con 100 cristiani. Solo 5 minuti, 2 tiri veloci, hai picca tempo e fare 1000 cose. Ti piaceva dare un nostro panorama e un mare chi senza fare criari. Ciao Valuzza, e allora? Questa domanda di tutte ti pigli cura. Ora scappari, io assai così fari, ne vedemo più tardi una picca cottiglio, un finocchietto e una cuccetta caffè, de meglio non c'è.
Faccio fora e tu non ci sii, ma io te vedo, tu sei sempre con mia, io ci credo. Te vedo ancora da finestra, assai molto pecio, allegri e senza pensieri, e mi pare di tornare 10 anni arreri. Grazie Valentina. L'ho dovuta convincere, no, non mai fa Pietro e Santino. Quindi diceva, mia cugina era molto allegra, amava andare a Pellegrino, quindi vedere suonare qua Santino e Pietro. Hanno partecipato anche al matrimonio di Domenico, hanno suonato giornate intere. E quindi ora voglio dare un piccolo riconoscimento a tutte e due per l'allegria che porta. Io mi accorgo anche con mio padre, sta a casa, si diverte da morire ascoltando le stonellate di Don Pietro. E ora, prima di concludere, la stonellata le dovete fare. Aspetta un attimo. Domenico, vuoi consegnare tu? È uno padre Francesco. Consegniamo, leggiamo la motivazione a Pietro Gangemi, che con la sua voce e la sua chitarra allieta ogni tipo di ricorrenza ed evento, portando sempre molta allegria con le sue sonnellate. Premio Carmelina Ruggeri. Consegna padre Francesco De Domenico. Grazie. Mentre a Santino Risa, che con la sua stupenda musica e nella sua fisarmonica accompagna il canto di Pietro Gangemi, contribuendo a portare allegria in ogni loro esibizione. Prima Carmelina Ruggeri, consegna il sindaco Domenico Nastasi, Santino Risa. Grazie a voi per la vostra presenza, avete fatto salti mortali per arrivare in tempo. Ora 2 minuti di tonnellata ci vuole, anche se era segno di ciaramette, 2 minuti. Salutiamo mio padre che ci guarda tramite Facebook e YouTube e ringrazio veramente per la presenza e perché so gli impegni che avevate.
Bravi, complimenti, grazie di vero cuore, grazie, è stata un'ora per qui qua.